Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo all'Ennio Tardini di Parma, Parma-Palermo, anche se in realtà siamo a San Paolo, ma va bene, sono dettagli. E niente fioi, ragazzi, colpo del Palermo, è arrivato Timo Werner per 10 milioni, siamo senza soldi, però ho preso un giovane fioi che può spaccare i culi. Porca puttana, il volume è altissimo. Ho il volume molto alto. Kane, l'uragano. Il Palermo ha buttato via un po' di punti con due squadre abbordabili in casa. Attenzione Belfo, il Belfo. Molto gol del Belfo. Gol del Belfo. Incredibile il Belfo, al 75esimo ci punisce. Non ho parole per descrivere lo scempio di questa partita. E di questo momento di Bala. Tutti in avanti. Stiamo giocando malissimo. Sembra finito il magic moment del Palermo, incredibile. Incredibile. Fallissimo, è nervoso, adesso il problema è che Veneziano in panchina sta urlando. Maresca appena entrato, quasi ha rischiato l'espulsione. Bene. Un punto in 3 partite. Pazzesco. 2 sconfitte consecutive, non capitava da non so quanto. Kane per piacere, Kane per Dybala, niente. Non ne va più una adesso, però. Non ne va più una. Forse non ho capito il mio gioco, non lo so. Guarda, so solo che sono schifato da quel che è successo anche oggi. Mamma mia, Catalli, fallaccio anche di Catalli. Ha perso la testa il Palermo. Ha perso la testa. Rulli. Cataldi, vai Cata, regalaci un sogno. Almeno il pareggio. Dybala. Dybala lento. Maresca. Oh, non mi danno un fallo neanche per sbaglio, però bravissimo Dybala, almeno con il cuore. Niente da fare, niente da fare. Sconfitta pesantissima questa per il Palermo. Momento orrendo. Sono in casa col Genoa e subito ho messo Werner, subito proprio, devo dare una scossa ai titolari e svegliarli. Vediamo Timo cosa ci combina che ha bei parametri ragazzi. Grande colpo a 10 milioni. Vai. Siamo ancora terzi per fortuna, le altre rallentano, però non va bene Fiori. Un punto e 3 partite, 2 sconfitte di fila, non va bene la Mela che sta stagione se non un cazzo. Werner, fuori gioco di Timo. Comincia bene Timo. L'essenza di Timo. Scusate. Quanti colpi comunque diciamo che il Zampa ci sta regalando colpi. Zampa, non possiamo dire no. Cioè, acquista molto di più il Palermo del Cume che il Milan che adesso vuole prendere Bertolacci a 20 milioni. Cioè, vabbè, e basta perché sennò non gioco più e mi butto in depressione acuta. Vai. Attenzione Kim. Cataldi. Palermo è furioso, il Palermo è furioso. La Mela. Eric lento, Eric. Dopo di culo la prende. Vai Timo, l'essenza. L'essenza di Timo per Ljajic. Poi dopo giocatori tanto discontinui, la Mela, Ljajic, Joaquin. Sono giocatori proprio discontinui purtroppo. Fuchs di testa l'incornata! E Dybala 1! Gol di Dybala! Grande Dybala. Fuchs fa le pennellate. Dybala l'altra anno si è svegliato nel ritorno, Speriamo che sia così anche stavolta. Bravo Dio. Attenzione ancora il Palermo. Timo bellissimo per Dybala! 2-0, primo assist di Timo, mamma mia, è incredibile. Al ritorno si sveglia il Dybala. È pazzesco, Peppe. Non ci credo. Avevo capito una cosa, Kane e Dybala non stanno bene insieme. Bene. Però Kane da me è capocannoniere, cazzo, ha un gol in meno. Palermo sontuoso. E adesso arriverà il secondo gol di Dybala, me lo sento. Attenzione, Dybala! C'è Dybala! Ancora il Dybala! Doppietta! Di testa e tripletta totale. È pazzesco, Dybala ha segnato, lui segna solo nei ritorni. È incredibile. È impossibile tagliare in questo video, vabbè, vediamo di fare il possibile.
Primo tempo magistrale. Bisogna un attimo capire. Io forse provo a cambiare modulo, vediamo perché Dybala è mostruoso senza Kane. Werner. Timo! Cosa ha fatto Timo? Mamma mia ragazzi, Timo. Cosa ha fatto Timo ragazzi? Mamma mia. Seconda frazione. 3-0 devastante il primo tempo. Tripletta di Dybala, ma un Werner, fioi. Si è calato bene nella parte. Bravo Catali, conti palloni, recupera il Cata. Timo. Attenzione Kim, non ci arriva. No, che errore! Non ci credo. Fioi cosa ha fatto Rulli? Fioi doppio miracolo di Rulli. Mamma che ha fatto Rulli. Mamma che parata di Rulli. Super Rulli. Occhio di testa. Bravissimo ancora Rulli show. Fioi. Kim. Stiamo un po' soffrendo adesso. Antonini. Antonini. Antonini come Maradona. Ancora Rulli, fioi. Che sporo. La difesa la vedo un po' meno sicura. A parte il portiere che sta facendo parate. E Rulli c'è. Rinvio di... Niang, qua ho fatto uscire il portiere per il cazzo, sono un pirla. Gol del Genoa, proprio sbagliato io completamente. Cosa lo faccio uscire? Cosa lo faccio uscire? È un po' di, diciamo, mi sono un attimo seduto dopo i 3 gol del primo tempo. Ho fatto prendere un gol al portiere per ore. Mamma mia, vabbè, 3-1, diciamo che secondo tempo è andato un po' in vacca, ma prestazione sublime nei primi 45. Ho rivisitato la formazione, centrocampo a rombo però con i laterali Joaquin e Liaic, Dybala, seconda punta con Kane e Werner, formazione offensiva. Contro Sunderland, 16esimi di finale di Europa League, andata a Palermo, non possiamo sbagliare questa partita. Ha preso il posto la Mela che voglio anche vendere onestamente. Adesso vediamo quanto riesco a ricavare. Fuchs. Vai Fuchs. Chiaramente l'Europa League è un'importanza fondamentale. Timo. 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 Kane. Timo. Timo ancora. Timo subito. Timo come... Madonna ragazzi, sto giocatore come è entrato. Come è entrato in squadra. Subito gol. Subito gol per il Palermo, incredibile Timo. L'essenza di Timo. Portiere, sto attento con le uscite perché sto sbagliando le uscite in maniera devastante. Sto gioco se sbaglio l'uscita col portiere è gol al 100%. Default. Timo. Bravissimo, Timo per Liaic. Mamma mia, sto modulo mi piace. Liaic, Liaic, Liaic. Werner, palo. Incredibile. Incredibile palo di Timo. Pennella ancora. Catalli. Non è fallo. Non è fallo questo. E dopo me lo dà a me, giustamente, bravo. Bravo, buttami fuori. No, basta. Calcio una merda proprio. Dio. Madonna. Comunque, ecco, volevo dire che Cristiano Ronaldo ha vinto il secondo pallone d'oro e Ancelotti il secondo miglior allenatore consecutivo. Comunque. Non ci credo. È una brutta mazzata questa. Ancora espulso Rugani che in realtà neanche mai è ammonito in 38 partite. Con me è sempre espulso. Occhio, eccolo qua. 1-1. Punitela il porco di Default.
Oh, il calcio è una merda, ma perché? Per carità, io posso essere aggressivo, quello che volete, però... Ho messo anche, ho tolto anche... No, no, che culo di rimpallo, non ci credo. Rigore. D'altronde segnava, non potevano stenderlo, almeno così... Oddio, che tira. C'è! Vai a fare il culo, merda! Vai a fare il culo, merda! Un saluto dal come da veneziano! Ciao!